Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È in corso a Monfalcone, nello stabilimento di Fincantieri, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la cerimonia di consegna di MSC Seascape, la nave più grande mai costruita in Italia, lunga ben 339 metri. Il suo valore sfiora il miliardo di euro e sarà utilizzata per crociere nell'Oceano Atlantico insieme alla gemella MSC Seashore. La nave rende omaggio alla città di New York con una statua alta 3 metri che replica la Statua della Libertà collocata nel cuore del Casinò. È la prima nave da crociera consegnata a Monfalcone dopo la scomparsa di Giuseppe Bono. Ascoltiamo il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. I cantieri di Monfalcone sicuramente sono un'eccellenza mondiale per quanto riguarda la cantieristica navale, per quanto riguarda la produzione di navi da crociera di altissimo livello per le principali compagnie del mondo. Spero ovviamente che anche invece il rafforzarsi del rapporto con le grandi compagnie crocieristiche, quali appunto MSC, che scelgono Trieste e Monfalcone quali scali importanti per le loro stesse crociere, possa crescere sempre di più negli anni a venire, perché sta portando grandi prospettive anche di richiamo turistico e soprattutto anche di conoscibilità del territorio del Friuli Venezia Giulia. Questa sia la prima nave da quando non è più amministratore delegato Bono e da quando è scomparso il dottor Bono. Però devo dire che la sua impronta e anche la sua capacità imprenditoriale sono rimaste in Fincantieri ed è la grande eredità che Bono lascia a questa azienda multinazionale che è riuscito a ricostruire quando l'ha presa in mano decine di anni fa, che era un'azienda a rischio, oggi invece è un'azienda leader globale e questo lo dobbiamo sicuramente a Bono. È evidente la soddisfazione del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Sentiamola al microfono di Andrea Pierini. È un'emozione perché poi noi siamo figli di una storia, queste navi le abbiamo fatte noi nella storia appunto, e anche oggi è una grande giornata per la città di Monfalcone. La MSC da anni ha confermato l'impegno per le sue navi migliori nella costruzione di questo cantiere e per noi è già questa una grande soddisfazione. Oggi le navi poi tornano anche con i crocieristi, quest'anno ne abbiamo accolti ben 90.000. Dopodiché c'è tutto il tema del lavoro, noi siamo orgogliosi del valore del lavoro dei nostri operai e abbiamo iniziato una nuova interlocuzione con questa nuova governance, perché l'obiettivo è quello di riuscire sempre di più a far diventare queste navi protagoniste anche del valore del lavoro, per riportare a casa il know-how e anche, perché no, riuscire a dare alle aziende locali la possibilità di lavorare sul territorio, facendo diventare anche questo un grande valore aggiunto. La cronaca: 8 persone, fra le quali 2 bambini, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte lungo l'autostrada A23 tra le gallerie di Pietra Tagliata di Pontebba in direzione Tarvisio. Attorno all'1:30, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, il conducente di un furgone ha perso il controllo e il mezzo è finito contro una barriera protettiva. Sul furgone viaggiavano tutti i cittadini stranieri. Il ferito più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Gli altri 7 sono stati trasportati all'ospedale di Tolmezzo. Andrea Beltramini, il ciclista di 51 anni, urtato da una macchina domenica scorsa a Manzano in via Udine, è morto ieri sera dopo 2 giorni di agonia. Le condizioni dell'uomo residente a Manzano si erano aggravate tanto che i medici, in una situazione di coma irreversibile, hanno deciso di interrompere le terapie e decretare il decesso. La donna, che era la guida della Lancia Y, che domenica ha centrato la bici condotta dal 51enne, potrebbe ora essere indagata per omicidio stradale. Individuati dalla polizia locale i responsabili del furto avvenuto in via Roma a Tolmezzo la notte del 18 settembre in occasione della festa della mela. Si tratta di 2 uomini e una donna originari della Carnia. Sono accusati anche di vari danneggiamenti.
Andiamo a Udine, dove è stata presentata questa mattina presso la sala delle conferenze della Prefettura la quarta edizione del progetto Sapremo Salute, protagonisti ed emozioni di educazione alla legalità, rivolto alle scuole, diretto a promuovere la salute e a prevenire l'utilizzo di sostanze psicoattive. Presenti tutti i rappresentanti, i promotori del progetto, come la Questura di Udine, il Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, il Comune di Udine, Confindustria Udine e Danieli SPA. Nello stesso contesto il prefetto Massimo Marchesiello assieme al sindaco di Udine Fontanini e il vice sindaco Michelini hanno sottoscritto un protocollo diretto all'utilizzo integrato degli spazi della prefettura nell'ottica della collaborazione tra istituzioni diretta a rafforzare ulteriormente il rapporto esistente con il territorio. Ed ora una doverosa precisazione da parte della redazione. Nel corso del nostro telegiornale delle 19 di ieri abbiamo dato la notizia dei controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro tra le province di Udine e Trieste, durante i quali sono state riscontrate irregolarità, violazioni in materia di sicurezza e sono stati anche scoperti lavoratori in nero. Le immagini di repertorio utilizzate a copertura della notizia hanno erroneamente mostrato gli esterni della ditta Casini Rottami di Tavagnacco, che in alcun modo è stata interessata dai controlli dei carabinieri in questione e dove pertanto non sono state riscontrate irregolarità legate all'operazione della quale abbiamo dato notizia. Ci scusiamo con la ditta e con i nostri telespettatori. Svelato oggi il tema di Mittelfest 2023, che punterà i fari sull'inevitabile per i 30 anni del festival cividalese, nascerà Mittelbabel, archivio sulla memoria storica della manifestazione. Mitteljahr partirà da Nova Gorica. Si comincia a pensare all'edizione 2023 di Mittelfest, che arriverà il prossimo luglio, però intanto oggi è stato svelato il tema. Siamo in compagnia del presidente Roberto Corciulo per quanto riguarda il tema del 2023. Il tema è inevitabile, è una scelta del nostro direttore artistico che segue un percorso che è iniziato quest'anno con imprevisti nella sua direzione artistica, e quindi questo è un tema che ha tutto un significato importante e che oggi è stato svelato, e quindi rimando chiaramente alla presentazione fatta dal direttore per quanto riguarda questo tema molto significativo. Domenica 20 novembre Don Pierluigi Di Piazza avrebbe compiuto 75 anni. Il Centro Balducci lo ricorda con iniziative ed incontri a Zugliano che si propongono come la continuazione delle riflessioni dell'impegno del prete dell'accoglienza. Il Centro Balducci di Zugliano ha organizzato nel prossimo fine settimana alcuni appuntamenti densi di significato per manifestare gratitudine e ricordare l'impegno di Don Pierluigi Di Piazza, che domenica 20 novembre avrebbe compiuto 75 anni. Un modo, fanno sapere dal Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale, per ringraziarlo per tutto quello che ci ha lasciato. Con il suo esempio ha testimoniato l'importanza di mettersi in ascolto dell'altro con discrezione e rispetto delle diversità, spronandoci sempre a seguire la voce del cuore. Venerdì 18 novembre alle 18 saranno presentati in sala Monsignor Luigi Petris, in collaborazione con l'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, un docufilm sulla vita di padre Ernesto Balducci e il volume speciale Testimonianze per il centenario della sua nascita. Sabato 19 novembre sarà una mattinata dedicata agli studenti della regione a cura di Libera. Dalle 9 alle 12:30 saranno proposte toccanti testimonianze di familiari vittime della mafia e di sopravvissuti alle stragi. Domenica alle 9:30 sarà celebrata nella chiesa di Zugliano la messa in ricordo di Don Pierluigi Di Piazza, mentre nel pomeriggio alle 17:30 insegnanti e studenti della scuola Valussi di Udine daranno vita ad un recital teatrale liberamente tratto dal libro Io credo, dialogo tra Don Pierluigi Di Piazza e Margherita Hack. Non ci sembra vero che lui non sia più fra noi, dicono al Centro Balducci. Sentiamo Pierluigi ancora in cammino e rimane un riferimento insostituibile per il nostro impegno anche nel mondo della scuola. Nel corso del weekend ci sarà un altro appuntamento nel segno di Pierluigi. Sabato alle 15 sarà inaugurato a Paluzza un centro di accoglienza a lui intitolato. Il Jacob Bro Trio è stato protagonista al Teatro San Giorgio per l'anteprima di Udine Jazz Winter.
Per Udine Jazz Winter Festival alla terza edizione sulla musica di improvvisazione organizzato dall'Associazione Culturale Euritmica al Teatro San Giorgio di Udine si è tenuto il concerto d'apertura della fascia invernale che con artisti di progetti innovativi va a completare l'ampio calendario di proposte Euritmica. Ad aprire la serie è stato il Jacob Bro Trio Fit, compagine di musicisti di livello internazionale, guidata da Jacob Bro alla chitarra elettrica, Larry Greneder al contrabbasso e Orgei Rossi alla batteria. Jacob Bro, danese, è uno dei più geniali ed interessanti chitarristi della scena jazz del nuovo millennio, degno erede di storici innovatori quali Pat Metheny e Bill Frisell, suo principale ispiratore. Dopo essersi messo in luce nel 2006 come membro della Electric Bebop Band di Paul Motian ed avere consolidato la sua fama nel quintetto del trombettista Thomas Stanko, Bro è ad oggi una delle espressioni più tipiche del suono EMC, apprezzato per la sua capacità di dilatare gli spazi sonori e creare personaggi cinematici di grande suggestione. Nella sua significativa carriera, oltre che con Motian e Stanko, ha inciso con musicisti del calibro di Lee Konitz, Craig Tambor, Mark Tenner e con il suo stesso maestro Bill Frisell. Come compositore e strumentista premiato con 6 Music Awards nel suo paese, la Danimarca, la formazione che predilige è quella più intima e colloquiale del trio, come quella del concerto udinese, ove si è esibito con il catalano Orgei Rossi alla batteria, ma è anche un eccellente vibrafonista, ed il californiano Larry Greneder al contrabbasso, già ospite di Udine Jazz con Pat Metheny e nel trio di Brad Meldai. I mosaici realizzati da persone con autismo dell'Officina dell'Arte sono diventati una mostra ospitata a Palazzo Montereale Mantica a Pordenone in occasione della 16ª edizione di Mosaicamente. E la pittrice Frida Kahlo, icona del Novecento, colpita da un terribile incidente automobilistico che ne segnò l'arte, la protagonista di Mosaicamente 16, la mostra di opere realizzate nel Centro Lavorativo per Persone con Autismo Adulte, Officina dell'Arte di Pordenone, parte della rete di servizi creata da Fondazione Bambini Autismo Onlus e ospitata a Palazzo Montereale Mantica. Partendo dalle suggestioni di alcune opere della Kahlo, gli speciali artisti dell'Officina dell'Arte hanno creato splendidi mosaici collettivi molto particolari, frutto del loro vedere, del loro sentire, arrivando a interpretare a loro modo anche attraverso l'uso di materiali impropri per il mosaico lo spirito della pittrice messicana. Con questa mostra, dice Davide Del Duca, direttore generale di Fondazione, dopo 16 anni di omaggi a grandi artisti del passato, siamo arrivati a un livello di fattura delle opere musive veramente interessante, di grande soddisfazione per chi realizza i mosaici, che per noi, in ultima analisi, è quello che più conta. La mostra rimarrà aperta fino al 18 dicembre e sarà visitabile ogni venerdì, sabato e domenica. Siamo allo sport, il basket, separazione a sorpresa in casa UEB Gesteco Cividale, la società dice addio a Capitan Adrian Chiera e prende l'americano Clerc. Una decisione difficile, forse la più difficile di questi 2 anni e mezzo. Davide Mikalic parla in questi termini di una separazione a sorpresa, quella tra la UEB Gesteco Cividale e il suo capitano Adrian Chiera. Dopo un'attenta valutazione, nelle ultime settimane le Eagles hanno deciso di interrompere la storia con l'argentino, che attualmente in A2 era schierato da straniero, avendo lo status di italiano non formato. Assieme a coach Pillasrini e allo staff tecnico, spiega Mikalic, abbiamo valutato attentamente la situazione con l'assoluta delicatezza che meritava un giocatore speciale per noi come Adrian. Meritava questa chance di giocare in A2 e ci abbiamo creduto fortemente, ma per la società è arrivato il momento di provare a fare un passo avanti nell'assoluto rispetto per una grande persona che ha dato tanto al nostro club in campo e fuori. Questa sarà sempre casa sua. Interveniamo sulla squadra con una classifica assolutamente confortante, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una scelta di pancia, ma ponderata, con serenità. In bocca al lupo e un abbraccio forte al nostro capitano. E l'intervento aggiuntivo sulla squadra porta il nome dell'americano Rodney Clark, ufficiale la firma dell'atleta dall'Arkansas che ha vinto la 2 a Scafati, 32enne, guardia play di grande esperienza. Quest'estate non saremmo mai stati in grado di prenderlo, spiega ancora Mikalic. Ora abbiamo approfittato di congiunture favorevoli di mercato e con l'ok di coach Pilla, che ha grande stima di lui. Non giocherà questo weekend, partirà lunedì dall'America, farà il suo esordio in casa contro Ferrara. Per Chiera invece si aprono le porte dell'Airons Montecatini. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.